Cangaroni, nasce a cresciu, in caffè de baixo, come risentato italiano, per saprare pesciu, brinda la memoria dei sono un uomo che non vuole la guerra, che non vuole basi militari su questa terra, per questo sono schiedato, spiato e controllato da tutti gli apparati dello Stato. Michele, in arte Dr. Dre e CRC Posse, il suo gruppo, avete uscito con un nuovo CD dal titolo In sa terra mia. In sa terra mia. Sa terra mia. Perché avete scelto questo titolo? Ma fondamentalmente perché si rivolge a racconta storie che sono della nostra terra, cioè la Sardegna, però è anche in senso internazionalista, racconta storie di tutto il mondo e sottolinea l'appartenenza nostra al mondo intero, inteso come popoli oppressi, inteso come storie di persone, inteso come sicuramente tutta una serie di situazioni che in italiano è difficile da descrivere, in sardo non mi. Facciamo un tentativo. Sì. Quali situazioni tu vuoi raccontare con questo tuo disco? Cosa racconta fondamentalmente? Cosa racconta? Un po' di storie locali, sia storie individuali che però fanno parte della storia collettiva. Innanzitutto la storia di signor Giuseppe Casu, che è morto in ospedale nel reparto psichiatrico nel 2006, però anche le storie collettive che riguardano l'espropriazione delle nostre terre per le basi militari, lo sfruttamento della nostra terra e l'immigrazione, lo sfruttamento delle multinazionali, le storie collettive del 1969 delle stragi di Stato, le storie collettive dei teoremi dei PM e degli arresti ingiustificati ai compagni. Da molti punti di vista parliamo sempre di storie che sono magari locali di terra nostra, però sono assolutamente internazionali. Con quale genere tu scegli di raccontare tutte queste storie? Guarda, la musica nostra è un crossover, anche se questo termine forse vuole intendere altro, è un crossover tra il reggae, il rap e tutte le influenze che ci vengono in testa, non ci poniamo certo un problema di che genere utilizzare per la musica. Andiamo ogni tanto in Italia, invitati dai circoli dei giovani sardi arbeschi, da organizzano spesso delle iniziative alle quali aderiamo volentieri, e ogni tanto facciamo qualche giro in Europa, festival internazionali, in particolare l'anno scorso siamo stati in Frisia per il Festival Europeo della Musica nelle Lingue Minoritarie, festival che tra l'altro abbiamo vinto, ma per noi è stato importante rimarcare l'importanza che le lingue minoritarie e che spesso queste lingue non sono riconosciute e vengono cancellate dagli stati che li governano. Ovviamente sto parlando della nostra situazione, ma potrei parlare tranquillamente del basco, potrei parlare di altre lingue che vengono scomparse, che vengono cancellate. Voi siete chiamati quindi anche in Italia e in Europa, ma qui in Sardegna siete conosciuti? Ma particolarmente a Cagliari, che suoniamo da un sacco di anni, e un po' anche nelle altre città. A Roma Sassari l'altra settimana mi ha fatto piacere incontrare tanti ragazzi che ci conoscevano. In realtà giriamo a livello nazionale sardo, soprattutto grazie a internet, stiamo girando moltissimo e ci fa piacere.